saluto dalla nostra redazione, copertina oggi dedicata a quello che possiamo definire l'evento degli eventi. Oggi Agrigento è stata protagonista indiscussa a livello nazionale con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che apre ufficialmente l'anno che la vede capitale italiana della cultura. Un evento eccezionale e storico per la città, trasmesso in diretta da Rai 3, che abbiamo seguito dando voce a quanti a vario titolo rappresentano la nostra città e l'intero territorio, e al quale dedicheremo la quasi totalità del nostro telegiornale, a partire proprio dal Presidente Mattarella, con il quale apriamo il nostro TG con le sue immagini, con alcune sue dichiarazioni. Sergio Mattarella ha salutato questo anno straordinario, rivolgendo auguri e saluti a tutti i comuni e in particolare a Lampedusa, che ha detto si è mostrata esempio di cultura solidale. Agrigento, poi ha detto, raccoglie il testimone da Pesaro e si lega ad una catena che ha già visto altre capitali della cultura, ciascuna con il suo carico di ricchezza e differenza, che in questo mostrano radici e progetti per il futuro, evidenziando quanto sia importante il valore della conoscenza, che proprio in Sicilia, poi ha sottolineato, si esprime con un susseguirsi di civiltà che evidenziano la bellezza molteplice che è quella del nostro paese. Agrigento, poi, ha sottolineato, non deve essere solo uno spettacolare palcoscenico, ma un esempio, una sollecitazione, una spinta per altre città. E la scelta di coniugare natura e cultura, secondo il Presidente della Repubblica, è la chiave di volta di questo esempio che la città darà in termini di affermare quella necessità di essere consapevoli che sia necessario un riequilibrio che dovrà muoversi sul piano ambientale e su quello sociale, e per il quale, ha evidenziato Mattarella, serve una corale responsabilità dei cittadini, perché la percezione del bene comune è cultura. Eccone qualche passaggio. Che indicava come costituivano il tutto quattro elementi, come i giovani che studiano sanno: il fuoco, l'aria, la terra, l'acqua. Questi quattro elementi sono stilizzati nel logo ufficiale di Agrigento, capitale della cultura. Per Empedocle, l'unità degli elementi era la scintilla della nascita di ogni cosa. La loro separazione, al contrario, era causa di morte. Un simbolo che ripropone la necessità di ricomporre, di rigenerare coesione, di procedere insieme. Lo chiede il ricordo dei morti delle guerre che insanguinano l'Europa, il Mediterraneo e altre numerose, purtroppo, regioni del pianeta. Lo impongono le tragiche violazioni dei diritti umani, che cancellano dignità e la stessa vita. Lo esigono le diseguaglianze esistenti, crescenti, le povertà estreme, le marginalità. Lo richiede il lamento della terra, violata dallo sfruttamento senza limite delle risorse, con le sue catastrofiche conseguenze, a partire dal mutamento climatico. La cultura è una sorgente di umanità, cui attingere per dotarci di nuovo e indispensabile dinamismo, di quel binomio cultura-natura che si pone davanti al nostro tempo come una prova decisiva. La nostra Costituzione è stata lungimirante, affiancando all'articolo 9 la promozione della cultura alla difesa del paesaggio. Mai come adesso comprendiamo l'esigenza di un riequilibrio, la sua urgenza, quella di un nuovo sviluppo, che potrà essere veramente tale soltanto se sarà sostenibile
sul piano ambientale e sociale. Mai come adesso abbiamo coscienza del fatto che l'opera delle istituzioni e le politiche pubbliche sono importantissime e tuttavia non basteranno se non verranno sostenute da una corale responsabilità dei cittadini. La percezione del bene comune è cultura. È cultura il sapere di chi è aperto alla conoscenza del mondo, di chi ha sete di conoscere altri uomini, di chi sa che la vita è frutto dell'incontro. La cultura, cioè, è la vita, un sentiero in cui l'uomo è in perenne movimento, a contatto con la propria storia, con quella degli altri. Le scoperte e la loro condivisione accrescono le opportunità. Non è una condizione statica, non è l'inerzia che nutre la storia. In ogni regione saranno richiamati dal vostro patrimonio culturale, dalle proposte che saprete avanzare, con cittadini di ogni paese europeo, turisti da ogni provenienza, una frequenza di incontri, di volti, di lingue, di esperienze, di curiosità, destinate a lasciare il segno, ad arricchire le capacità reciproche di comprensione, a aumentare l'identità di ciascuno. In questo stesso anno l'Italia condividerà con la Slovenia la responsabilità di essere capitale europea della cultura con Nova Gorica e Gorizia, una scelta di altissimo valore in un'area storicamente gravata da conflitti che oggi hanno saputo tradursi in amicizia e collaborazione nella Unione Europea, dove frontiere contrapposte separavano, oggi l'Europa unisce. Ed Agrigento anche il ministro Giuli. Agrigento ha vinto come capitale della cultura 2025 con una proposta credibile, con un calendario di eventi internazionali e appuntamenti ambiziosi. Questo lo ha detto parlando anche di un territorio di straordinaria bellezza. E in questo contesto di grande festa e grande gioia, emozionatissimi erano il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, il presidente della fondazione Giacomo Minio e Roberto Albergoni, direttore generale della fondazione. Un evento che ha visto anche la presenza dell'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, che attraverso i beni culturali ecclesiastici ha arricchito l'offerta di Agrigento Capitale. Ascoltiamoli. Molto emozionato e anche perché è una giornata emozionante e unica per Agrigento, un'opportunità che non ci potevamo lasciare sfuggire. Che dire, l'interesse anche del governo nazionale, del governo regionale, della nostra città e del nostro territorio mi emoziona. Abbiamo un dossier ricco di eventi, si parlerà di accoglienza, si parlerà di integrazione di relazione tra le varie etnie del Mediterraneo, cultura e accoglienza saranno il tema principale del 2025. Tante polemiche sono scaturite, serve anche bravura per dribblarle. Sì, ma io vado avanti, non ascolto nessuna polemica, dobbiamo dimostrare con i fatti quello che siamo capaci di fare. Ieri sera cosa è emerso sostanzialmente dal vertice in prefettura? Si è data l'idea di un commissariamento verso Agrigento, anche alla presenza di Schifani e di tanti assessori regionali, Sindaco? Assolutamente non è stato un commissariamento, anzi ringrazio il Presidente Schifani per la sua presenza, per aver portato parte della sua giunta, perché il governo regionale è al nostro fianco, è stata una dimostrazione di aiuto, di condivisione anche di intenti. Il governo regionale con il Presidente Schifani a capo seguirà il nostro percorso proprio per darci un supporto fondamentale affinché tutto possa andare per il meglio.
Presidente mio, oggi è il giorno clou, inizia finalmente Capitale della Cultura con l'arrivo di Mattarella? È il giorno finalmente d'inizio, oggi la Fondazione inizia le proprie attività e a dare il là a queste attività è proprio il Capo dello Stato, il Presidente Mattarella. Siamo orgogliosi di averlo oggi qui da noi ad Agrigento, è una grandissima gioia perché da anni che non veniva un Presidente della Repubblica e soprattutto è un giorno di festa perché si inizia all'insegna della cultura, un anno di iniziative, un anno di attività, un anno di sinergie territoriali, un anno di innovazione. Dobbiamo seminare per noi e dobbiamo seminare per i nostri figli, fare una grandissima attività perché questo è quello che ci aspettiamo, questo è quello che l'Italia si aspetta. Culturali e sociali della provincia di Agrigento. Agrigento offre alla comunità internazionale la ricchezza del proprio passato, della storia, dell'archeologia, della letteratura, delle arti, tutte, per riflettere insieme sulla costruzione di un futuro capace di ritrovare equilibrio tra armonia e conflitto. Tale ricerca impone una riflessione sulle relazioni tra gli esseri umani e tra essi e la natura. L'altro da noi. Eccellenza, un piccolo saluto per TVA, la Chiesa presente oggi, Don Damiano, a questo evento. Ecco, il vostro punto di vista, voi siete anche partner con Ecclesia dell'evento? Sì, partecipiamo con le attività diciamo, del MUDIA, del Museo Diocesano Agrigentino, con i suoi percorsi di arte e fede, sono percorsi come dire, collaudati, che non si fermano alla sola città di Agrigento ma spaziano su tutto il territorio. Quest'anno in occasione di Agrigento Capitale della Cultura ci sarà una collaborazione con i Musei Vaticani per una mostra, così come l'attenzione già nel mese di febbraio in occasione di San Gerlando, patrono della diocesi, e così via, la Settimana Santa, che è una convergenza di valori religiosi, di fede, di pietà popolare, ma anche di tradizioni popolari che sono vive e partecipate in tutto il meridione e ad Agrigento certamente. Quindi una collaborazione in questo senso che può partecipare a una accoglienza dei turisti e degli interessati che verranno ad Agrigento. Volta la rappresentanza politica a partire dall'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato, il senatore Raul Russo, in rappresentanza del presidente del Senato La Russa e ancora Lillo Pisano, grande sostenitore dell'idea di Agrigento Capitale della Cultura e di un momento straordinario hanno parlato anche l'onorevole Angelo Cambiano, Giovanna Iacono del Partito Democratico, il presidente dell'Ars Galvagno e neanche l'ex ministro agrigentino Angelino Alfano si è fatta sfuggire l'occasione per celebrare la sua città in questo momento di festa. Senatore Russo di Fratelli d'Italia, oggi ad Agrigento, Capitale della Cultura, non si può fare cattiva figura perché è il primo Capitale della Cultura di un governo di centrodestra. Ma Agrigento non può fare cattiva figura perché intanto è di per sé un luogo magico di cultura, di tradizione, una delle culle della nostra civiltà, la civiltà mediterranea, la civiltà greca, che è all'origine di buona parte della cultura della nostra nazione, quindi un momento bellissimo per il territorio, un momento importante per la Sicilia, per la nazione intera. Siamo onorati alla presenza del Capo dello Stato in questa cerimonia inaugurale. Io oggi qua rappresento il Presidente del Senato, il Senatore Ignazio Della Russa, in un momento che speriamo che sia di cultura, ma anche di valorizzazione turistica e anche di ulteriore sviluppo economico per la nostra città di Agrigento e il nostro territorio siciliano. Assessore, buongiorno. Oggi qui finalmente è arrivato il giorno clou di inaugurazione di Capitale della Cultura. Ieri avete avuto un vertice in prefettura, insomma, e tante però le critiche che sono arrivate anche dalla stampa nazionale. È il primo Capitale della Cultura del governo di centrodestra.
il governo Schifani ha lavorato senza soluzione di continuità proprio a tutela e al fianco del comune di Agrigento. Abbiamo fatto la nostra parte, continuiamo a lavorare a testa bassa, sapendo bene che questa è la vittoria non solo di Agrigento ma della Sicilia tutta. Cosa sosterrete Capitale della Cultura? Diceva Schifani, non è solo Agrigento Capitale della Cultura, ma è tutta la Sicilia. È un risultato epocale, è oggi una vetrina nazionale e internazionale per la Sicilia e oggi è una giornata di festa perché inaugureremo proprio Agrigento Capitale della Cultura alla presenza del Capo dello Stato. Oggi ad Agrigento Capitale della Cultura rappresenta l'Ars? Sì, assolutamente, siamo molto contenti, ci abbiamo in visita il Presidente della Repubblica, dobbiamo sfruttare questi giorni che siano di buon auspicio per cercare di rendere Agrigento ancora migliore, specie a ridosso di quella che è una scadenza importantissima. Onorevole Pisano, è arrivato il giorno dell'inaugurazione, oggi finalmente parte Capitale 2025 Agrigento, ma non è solo Agrigento, è tutta la Sicilia e tra l'altro è il primo governo di centrodestra che vede Agrigento Capitale della Cultura. Sì, intanto oggi è una grande festa per Agrigento e tutta la Sicilia, ha detto bene lei, perché Agrigento Capitale della Cultura sì, rappresenta Agrigento ma rappresenta tutta la regione siciliana, quindi è veramente una festa. Da oggi si parte con questa manifestazione che sarà con il Presidente Mattarella e a susseguirsi per tutto l'anno ci saranno un sacco di iniziative, manifestazioni, dibattiti, cioè veramente apriremo la città al mondo. Apriamo la città al mondo e faremo vedere le nostre bellezze culturali e artistiche che naturalmente i nostri padri ci hanno lasciato. Non mancano le critiche, c'è chi spulcia tra le brutture di Agrigento senza magari parlare anche delle bellezze. Ma le critiche ci sono sempre, fanno parte della vita dell'essere umano, no? E dove ci sono invidie, critiche, ma dobbiamo dire invece che c'è una città bellissima e che dobbiamo difenderla, amarla e valorizzarla sempre di più. Quindi io amo Agrigento e dico ai miei concittadini di amare Agrigento e facciamo vedere il meglio di questa città a chi verrà, per chi verrà naturalmente a visitarla. Onorevole, un saluto alla città Agrigento Capitale 2025, anche lei qui. Agrigento è una città bellissima e colta che ha meritato questo riconoscimento e che durante questo 2025 saprà farsi valere. Onorevole Cambiano, presente a questa iniziativa, una sua considerazione. Buongiorno, è sempre un momento importante per la nostra provincia, per la nostra terra. L'orgoglio di appartenere a questa terra è ricca di storia, cultura, che va promossa e di cui va esportata un'immagine positiva per attrarre investimenti e opportunità in questo territorio. Oggi presente anche l'onorevole Iacono? Sì, certamente presente per questa solennità, per una giornata che consideriamo un momento solenne, un momento bello per la città, per tutta la provincia di Agrigento. Oggi si inaugura l'anno di Capitale della Cultura 2025 e siamo qui in attesa dell'arrivo del nostro Presidente della Repubblica. È stata anche un po' critica nei vari comunicati verso la gestione dell'evento? Sì, però non credo che sia la giornata adatta, per questo ci sarà tempo e modo sicuramente di tornare a parlarne. Grazie. Tanti i sindaci presenti, noi in una carrellata riporteremo tante dichiarazioni entusiastiche, commosse, il sindaco Castellino di Palma di Montechiaro, Migliara di Ioppolo Giancaxio, Marturana di Cianciana, di San Biagio Platani di Bernardo, il sindaco di Comitini Nigrelli, quello di Bivona Cinai, il sindaco Martello di Porto Empedocle, il sindaco Bongiorno di Racalmuto, li abbiamo così avvicinati attraverso i nostri microfoni. Palma di Montechiaro come si prepara a questo evento? Palma di Montechiaro ha comunicato 7 eventi da inserire nel programma di Capitale della Cultura. Tra questi ricordiamo l'apertura dell'antiquario Giacomo Caputo, la seconda Biennale internazionale del Gattopardo a cura del professore Michele Citro e del gruppo Sono Palma e la edizione del Gattopardo d'Oro e del premio Donna Fugata. Daremo il nostro contributo per questo grande progetto, siamo accanto alla città capoluogo. Anche il sindaco di Ioppolo presente a questa commemorazione. Sindaco, che effetto fa essere presente come Ioppolo? È una bella emozione essere qua presente all'inaugurazione della Capitale della Cultura. Anche Ioppolo sta partecipando
all'invio di una serie di progetti da inserire durante l'anno del Capitale della Cultura, l'evento clou che noi vogliamo sempre sponsorizzare è la Sagra del Melone Giallo, che sarà nella prima settimana del mese di agosto del 2025. Sindaco di Cianciano. Allora, Cianciano si sta preparando anche con la Settimana Santa per poter rappresentare la nostra comunità in questa occasione. Speriamo che sia anche un periodo buono per il rilancio del nostro territorio. Presente anche il comune di San Biagio Platani, che con la sua festa non può mancare con gli archi di pane. Certo, anche San Biagio Platani parteciperà con la sua splendida festa degli archi di Pasqua e quindi già siamo al lavoro per portare la nostra cultura, le nostre tradizioni anche ad Agrigento, capitale della cultura. Bivona presente a questa iniziativa di Mattarella, ecco, in che modo sarete presenti durante Capitale 2025? Allora, saremo presenti a questa importante opportunità che ha la provincia di Agrigento attraverso la partecipazione di alcuni eventi che proporremo nel programma diciamo che si sta definendo. Abbiamo fatto una riunione qualche settimana fa e ora proporremo degli eventi che inseriremo all'interno del programma di Agrigento Capitale della Cultura. Sì, buongiorno a tutti, anche Comitini sarà Capitale della Cultura, da noi sarà la prima settimana di luglio dove ricorderemo il 3 luglio del 1859 quando i patrioti comitinesi per primi issarono il primo tricolore ad Agrigento. Dopodiché faremo le serate culturali, le miniere di Pirandello, quindi sarà un percorso culturale nella storia del comune di Comitini. Ecco, tra i sindaci anche il sindaco Martello? Buongiorno, oggi è un giorno importante perché non solo oggi è l'inaugurazione di Agrigento Capitale della Cultura, ma anche perché il Presidente della Repubblica viene in questa nostra città, in questa nostra provincia, in modo tale da poter lanciare un messaggio di riscatto e di rilancio di questa città e di questa provincia. Siamo tutti uniti perché sia un anno di crescita, di sviluppo e di orgoglio per questa città e per questa provincia. Tutti insieme lavoreremo nella stessa direzione e ci auguriamo che tanta gente venga a visitare la provincia di Agrigento. Racalmuto presente, la città di Sciascia, ecco brevemente come parteciperete voi a questo evento? Assolutamente sì, una giornata straordinaria, una grande vetrina nazionale e internazionale per Agrigento, per l'intera provincia e anche per la Sicilia. Giustamente il Racalmuto è presente, la Fondazione Sciascia, Teatro, Castello. Abbiamo in parte partecipato al dossier per la nomina di Agrigento Capitale Italiano della Cultura 2025, parteciperemo attivamente anche alle manifestazioni, abbiamo dato piena disponibilità, Racalmuto c'è. E certamente Agrigento, Capitale della Cultura, è stato un successo anche per quanti hanno messo a disposizione le proprie energie, le proprie idee, i propri contributi. Lo ha fatto il Parco Archeologico della Valle dei Templi con il suo direttore Sandro Scerratta, Fabrizio Lagaipa della DMO e grande soddisfazione ha espresso anche l'Ordine degli Ingegneri con il suo presidente Achille Furioso. Per noi uomini della cultura che gestiscono beni culturali e Capitale della Cultura tutto l'anno, quest'anno sarà un anno ancora più particolare. Parliamo della mostra che si inaugurerà oggi. Oggi alle 15.30 a Villauria la mostra sui grandi pittori del Novecento, quadri che vengono dalle fondazioni, 25 dipinti di una bellissima esposizione. L'amministratore della DMO Lagaipa, ecco, voi avete già fattivamente partecipato all'evento, ma lo farete anche con altre iniziative di supporto, come? La DMO sin dal momento della designazione, quindi diciamo precorrendo anche i tempi dell'organizzazione vera e propria, ha cominciato a promuovere Agrigento Capitale della Cultura alle fiere internazionali, nei contesti diciamo dove era importante farlo con grande anticipo, quindi con i tour operator, i buyer, eccetera. Abbiamo intavolato una serie di interlocuzioni internazionali che speriamo diano i frutti ora nel corso del 2025. Quello che ci piacerebbe è rafforzare ulteriormente l'immagine di Agrigento a livello globale. Mi piace ricordare che recentemente la Sicilia è stata indicata come la quarta destinazione turistica del mondo
e quindi Agrigento può e deve fare la parte del leone in quello che è un processo di promozione molto importante che stiamo vivendo. Ecco, vediamo ora come gli ordini professionali della provincia di Agrigento, tra cui quello degli ingegneri, parteciperà a questo evento. L'ha fatto con tante iniziative, ma ormai siamo entrati nel clou, Presidente. Sì, è un'occasione unica che non va sprecata per la provincia di Agrigento, non solo per la città. L'Ordine di Agrigento degli ingegneri ha proposto varie iniziative, una in particolare la faremo il 21 marzo, giornata in cui avremo ospiti tutti i presidenti degli ordini territoriali d'Italia. Faremo un grande convegno sulle infrastrutture per rilanciare il tema delle infrastrutture, per collegare la parte sud-occidentale della Sicilia e la provincia al resto d'Europa, rilanciando il tema del ponte sullo stretto, anche dell'aeroporto. È un'occasione importantissima che gli ingegneri della provincia di Agrigento sicuramente non mancheranno. E poi momenti di spettacolo con Gianfranco Iannuzzo e Francesco Buzzurro hanno allietato la platea. Questa è la sintesi di questa emozionante mattinata che ha vissuto la città di Agrigento. Adesso il nostro commento. In una città blindatissima è stato il giorno di Agrigento con l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale va gratitudine per la prestigiosa presenza e per avere costretto chi amministra a restituire un'immagine di civiltà alle strade nelle quali è stato previsto il suo passaggio. E oggi la diretta della RAI ha dato impulso e immagini a quel titolo, Capitale Italiana della Cultura, che ci ha portato sulle cronache nazionali e internazionali, purtroppo non sempre esprimendo una vocazione culturale della città che è stata additata come esempio di malamministrazione e arretratezza. Speriamo dunque che la diretta RAI di oggi restituisca dignità ad una popolazione profondamente ferita nei suoi vasti segmenti in cui si collocano cittadini onesti ed operosi che rischiano quotidianamente facendo impresa tra mille difficoltà, intellettuali lasciati ai margini, giovani lontani dalla loro terra a causa di una politica miope e autoreferenziale. Una gestazione e un parto travagliatissimi, quelli di Agrigento Capitale della Cultura, in cui le pesanti assenze istituzionali verificatesi alla presentazione romana e la corsa ad Agrigento ieri di Schifani, che guida anche lui quel governo che a livello nazionale, regionale e locale è stato accusato di avere gestito con approssimazione la prima capitale della cultura sotto l'egida del centrodestra, hanno certamente delineato una situazione di difficoltà. Per obiettività e correttezza delle informazioni, quanto ciò possa essere strumentale, ce lo chiediamo anche noi che abbiamo constatato l'instaurarsi di un sistema in cui la politica è oramai avvezza ad avviare macchine del fango finalizzate alla distruzione dell'avversario. E poi una comunicazione non scrupolosamente progettata e studiata si è lasciata scappare con grande ingenuità, panni sporchi da lavare in famiglia, ritardi imputabili a cambi di vertice, cartelli stradali divenuti simbolo dell'anticultura. È fondamentale avere consapevolezza di come in una situazione del genere le informazioni vadano ben calibrate, responsabilmente controllate e le parole pesate e valutate nella loro più ampia accezione, proprio perché fossero aderenti ad un'ottica di promozione dell'immagine e non generassero alcun equivoco, tralasciando qualunque improvvisazione del momento. Non è facile gestire un fardello del genere e ne siamo consapevoli, ma gli agrigentini sono profondamente rattristati da quel "se è così è un'occasione persa" detta dall'ex ministro Sangiuliano. Ribaltare dunque quest'ultima dichiarazione diventa obiettivo di qualunque persona responsabile, che amministri, che sia semplice cittadino, che si senta parte di una comunità che oggi ha un'occasione per crescere. Buon anno da Capitale della Cultura, Agrigento. E adesso ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie.
E come accennato nel corso del servizio precedente, ieri è arrivato ad Agrigento il presidente Schifani e ha presieduto un vertice in prefettura dell'ultima ora per l'organizzazione dei dettagli di Agrigento, capitale della cultura. C'era Arturo Cantella. Importante riunione operativa tra il governo, l'amministrazione comunale, la nostra protezione civile per fare squadra e fare sistema. Abbiamo ascoltato le problematiche territoriali, alcune le abbiamo già risolte ieri finanziando alcune strade che sono già state realizzate di notte addirittura con 500.000 euro. Insomma, noi la scommessa sulla riuscita di Agrigento Capitale della Cultura è una scommessa che la Sicilia non può perdere e che non perderà. Siamo qui per questo, per essere accanto all'amministrazione e anche per contrastare con garbo ma con fermezza una campagna di comunicazione screditante nei confronti di una realtà che è favolosa, la Valle dei Templi, la città di Agrigento che ospiterà centinaia di migliaia di turisti, ed è giusto che questi turisti sappiano che troveranno un territorio accogliente sotto il profilo urbanistico, infrastrutturale e alberghiero. Idea commissariamento abortita. Prego? Idea commissariamento abortita. Ma nessun commissariamento, non esiste l'ipotesi di commissariamento. Noi siamo qui, come vedete, in una chiave trilaterale per fare squadra. Io nella mia vita politica, anche istituzionale, ho cercato sempre di lavorare in questi termini, coinvolgere, mai imporre, perché la squadra è importante. Noi siamo chiamati tutti a fare il nostro dovere e sono certo che lo faremo anche bene, perché a tutti noi sta a cuore la Sicilia, la nostra terra, e l'occasione non è possibile che la si possa perdere. Siamo qui, si creeranno dei contatti bilaterali tra gli assessori del mio governo e gli assessori del comune, naturalmente, c'è venuta anche la protezione civile. Ecco, oggi è stata una giornata molto importante perché al di là delle promesse e degli impegni abbiamo acquisito delle notizie, delle problematiche relative al territorio e faremo di tutto perché vengano risolte. Quali sono queste notizie, Presidente? Prego? Quali sono queste notizie che ha acquisito? Va bene, le infrastrutture, i parcheggi, la viabilità, poi i bagni pubblici, la recettività alberghiera, l'acqua nel centro storico, quindi questi per citarne alcuni naturalmente, quindi li abbiamo focalizzati e faremo un progetto di intervento. Poi c'è il programma da rispettare. Il programma è un programma denso che io ho conosciuto e che mi sembra molto corposo, molto ben fatto, quindi dobbiamo cercare di non volerci del male quando ci si fanno delle critiche. È un bel programma, io lo apprezzo molto ben fatto. Ma stiamo dando supporto logistico, il Presidente vuole parte del governo a fianco, siamo a fianco del Presidente della... Onorevole Di Mauro, ecco una sua considerazione su questo vertice. Non è un commissariamento, vero? Ma no, assolutamente, è un incontro con il Presidente della Regione, Sua Eccellenza il Prefetto, per fare un punto della situazione, vedere quali sono le questioni più urgenti da affrontare, il sostegno che la Regione può mettere in campo e tutte le altre iniziative utili e necessarie perché questa manifestazione possa cogliere l'essenza di una città come Agrigento, che è una città definita degli immortali, una città che ha nel campo dell'archeologia e del turismo i suoi punti di riferimento. Quindi la manifestazione che durerà un anno di Agrigento Capitale della Cultura è una manifestazione a cui tutti noi teniamo e quindi anche la Regione intende svolgere il proprio ruolo. Ecco, domani viene Mattarella, la città si sta preparando ad accoglierlo, la Regione ha contribuito con 500.000 euro per le strade? Sì, si tratta di un intervento così urgente che si è voluto realizzare proprio per dare anche un aspetto di una migliore viabilità, ma ci sono tante altre cose che l'amministrazione ha preparato, un suo programma, quindi con domani inizia il percorso che durerà un anno. Ha reso conto del tavolo tecnico? Allora, è stato un tavolo, come ha detto lei, operativo, proprio strettamente tecnico, perché si è voluto mettere in evidenza le criticità ad oggi che potrebbero trovare risoluzione con interventi immediati. Quindi ovviamente si è posto in evidenza la problematica riferita ai parcheggi, ai trasporti, alla viabilità e poi quelle problematiche che vanno un po' così a incidere anche sull'evento, ovvero sia emergenza idrica
e la questione ovviamente riferita anche al decoro urbano e quindi i rifiuti. Questi sono stati gli argomenti principali che sono stati toccati a questo gruppo di lavoro, perché il Presidente della Regione ha voluto opportunamente istituire questo gruppo di lavoro formato da non soltanto i tecnici, quindi i dirigenti dei dipartimenti, ma anche dagli assessori che hanno partecipato personalmente e che vogliono contribuire personalmente alla risoluzione di queste problematiche. Il tavolo quindi adesso sulla scia anche di quello che è stato già avviato qui in prefettura come tavoli tecnici con tutti i soggetti e gli attori interessati. Questo è un tavolo regionale e quindi avrà un ampio respiro. Quindi tutto questo nella finalità di poter risolvere quelle problematiche, come ho detto, che insistono non solo nella città di Agrigento, ma in tutta la provincia, perché l'evento 2025, come sappiamo bene, comprenderà vari comuni in tutta la provincia di Agrigento. Quindi questa è l'interlocuzione che avviene tra il centro e la componente regionale, estensibile a tutti gli altri sindaci del territorio. Quindi è un tavolo, un gruppo tecnico operativo. Questo è quello che si è voluto mettere in evidenza nel pomeriggio odierno. Quindi si lavora anche sulla scia di quello che avevo detto io come tavolo prefettizio, come un gruppo di lavoro permanente. Dottore Cocina, anche lei a questo vertice su Agrigento 2025 per la sua parte competente? La parte competente è quella della regione, dei direttori, siamo di tutti i direttori principali, dalle infrastrutture ai geni civili, proprio per dare una mano e aiutare con spirito di collaborazione la città, la provincia, la Sicilia. Si stanno programmando, si sono sentiti fabbisogni che ha esposto il sindaco e quindi si provvederà, così come è stato fatto in tempi rapidissimi per la viabilità, si provvederà anche con il problema dell'acqua nel centro storico. Ricordiamo che sono utenze spesso provviste di serbatoi in strade difficilmente accessibili alle grosse autobotti, quindi si provvederà con un piano apposito, oltre che dare più acqua magari da un serbatoio del centro storico. E poi c'è il problema sollevato dal sindaco di ulteriori interventi sulla viabilità e anche di bonifica di aree soggette a discarica abusiva. Appunto, abbiamo chiesto un elenco, un piano di interventi più preciso e sicuramente faremo come regione la nostra parte in un'ottica di collaborazione. C'è un rischio per le strutture alberghiere per l'acqua? Ma da quello che abbiamo capito, ma l'abbiamo già verificato anche quest'estate, come voi sapete, le grandi strutture alberghiere non hanno rischi perché hanno serbatoi idonei, in ogni caso sono accessibili da queste grosse autobotti. Ricordiamo che quest'estate, grazie al Corpo della Forestale, al lavoro di protezione civile, ma anche i vigili del fuoco, non sono rimaste strutture alberghiere a secco, se non strutture magari piccole in vicoli, nel centro storico sprovviste di serbatoi, che per poi tecnicamente è difficile provvedere. Per questo vedremo come fare, ma caso per caso, in modo chirurgico. E abbiamo chiesto quindi al sindaco di avere un elenco e fare appunto un tavolo dedicato a questi problemi, visto che in effetti ci dice l'assessore Amata, che era qui presente alla riunione, che il numero, la ricettività di queste strutture piccole è maggiore di quella delle grandi strutture. Assessore Savarino, anche lei ha partecipato a questa riunione per le sue competenze. Cosa è emerso? Sì, noi abbiamo attivato una serie di misure, come lei sa, intanto con le sommergenze avevamo risolto un problema che era della strada di accesso a strutture ricettivo-turistiche a San Leone che era crollata, ma non basta quella misura, bisogna anche intervenire con pennelli a mare per mettere in protezione, e siccome le cose si devono fare in tempo ed evitare che ci siano poi problemi, e quindi io ho già attivato con diverse riunioni questa misura con dei fondi a mia disposizione e attraverso il DRT stiamo operando con i lavori. Quindi il progetto lo stanno definendo loro e anche i lavori. È una somma considerevole per Agrigento e serve per risolvere un problema definitivamente. 13 milioni di euro. In più io ho messo a disposizione il Corpo Forestale come supporto anche alle forze dell'ordine e anche per risolvere, come voi sapete, il problema idrico. Noi abbiamo delle riserve che sono del Corpo Forestale che già quest'estate abbiamo messo a disposizione alla provincia di Agrigento e ovviamente siamo disponibili anche per il futuro, e questo verrà coordinato alla cabina di regia sulla siccità.
Le piogge di questi giorni ci fanno ben sperare, però ovviamente Agrigento ha anche un problema di organizzazione del centro storico dove ci sono delle difficoltà perché arrivi l'acqua. Noi abbiamo anche anticipato i fondi per la rete idrica nella scorsa finanziaria, 10 milioni di euro come anticipazione per iniziare subito i lavori, e questa è un'altra misura importante. Dopodiché nell'accordo di programma tra il governo Schifani e il governo Meloni c'è anche un intervento allo Stato e Senato fortemente voluto da noi. Abbiamo deciso in questo tavolo che questi lavori verranno immediatamente attivati, perché lo Stato e Senato è anche centro di raccolta in caso di emergenza. Quindi è una serie di cose su cui stiamo lavorando e continueremo a lavorare. Questo è un lavoro sinergico che abbiamo già iniziato mesi fa in silenzio. Oggi abbiamo voluto farlo anche con forza qui ad Agrigento per dimostrare una vicinanza del governo regionale rispetto alle tematiche che interessano Agrigento, capitale della cultura. E il maltempo che ha flagellato ieri la Sicilia è stato al centro dell'intervista che abbiamo realizzato con il dirigente generale della Protezione Civile, Salvatore Cocina. E la situazione, così come era prevedibile, abbiamo avuto una recrudescenza nel pomeriggio e ci sono delle forti piogge, soprattutto forti traffici di vento nelle strutture costiere, in Siracusano e nel Catanese. Anche qui dove siamo noi ad Agrigento ci sono state delle piogge poco fa, un paio di ore fa, quindi è una perturbazione che è molto variamente distribuita sul territorio regionale. I territori più colpiti sono stati il Messinese, il Catanese, la Sicilia orientale, il Siracusano, e speriamo che stanotte cessi e domani avere un po' di sereno. I danni ci sono, comunque il territorio ha risposto bene, le strutture sono state preallertate, ricordiamo che siamo in allerta rossa, il sistema ha funzionato al momento. Che abbia portato acqua agli invasi, li ha pure portati, non nella quantità che ci serve per uscire dall'emergenza, siamo ancora in emergenza, però sicuramente ha aiutato, e questa perturbazione insieme con quelle che ci saranno nella stagione invernale sicuramente ci aiuteranno a risolvere il problema. Lindsay Fitzgerald, 36 anni, e Robert Mosley, 44. Lei manager nell'ambito delle tecnologie, lui scrittore, vivono a Londra, si innamorano della Sicilia e comprano per soli 3 euro una casa a Sambuca. Il sindaco Giuseppe Cacioppo ha consegnato loro le chiavi dell'immobile di proprietà comunale disposto su 2 piani, ciascuno di circa 60 metri quadri, mentre la giovane coppia medita il trasferimento definitivo a Sambuca, che permetterà di continuare le rispettive professioni utilizzando lo strumento dello smart working. Lindsay ha dichiarato che alla lettura del bando che consentiva di acquistare casa ad 1 euro ha creduto si trattasse di uno scherzo. Poi la decisione dettata dall'avere apprezzato quello che nel 2016 è stato decretato come il borgo più bello d'Italia, rimanendo affascinata dai suoi vicoli, il cibo, il buon vino e la possibilità di una dimensione di vita che consentirà ai 2 figli, Mark di 4 anni e Maisie di 7, di crescere in un posto meraviglioso. A Sambuca di Sicilia sono già 221 gli immobili acquistati da parte di stranieri che così stanno rivitalizzando e ripopolando la cittadina. E siamo allo sport con la consueta panoramica sul fine settimana calcistico che ci propone come sempre Carmelo Lentini. Sabato di grande attesa in città per l'arrivo innanzitutto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi per domenica in quanto è atteso anche il derby di calcio tra Agregas e Castrum Favara. Protagonista assoluto e al centro dell'attenzione nazionale sicuramente lo Stadio Seneto. E non solo perché proprio sarà lì a centrocampo ad atterrare l'elicottero presidenziale, che poi a fine visita ripartirà appunto sempre dallo stesso punto, ma perché l'indomani ci sarà il calcio d'inizio anche per un derby tutto da vivere e che registrerà solamente la presenza dei tifosi di casa agrigentini sugli spalti. 2 storiche avversarie a confronto dove sono in palio punti importanti per la classifica. Per l'Agregas sarà proibito sbagliare ed occorrerà una grande prestazione per guadagnare l'intera posta in palio. Di contro una Castrum Favara invece che potrà giocare senza particolari assilli, avendo accumulato un buon numero di punti tali
e vicino al traguardo della salvezza diretta. Ma gli stimoli talvolta possono fare anche dei brutti scherzi, per cui la tensione sale e sarà importante non sbagliare. Akragas senza Meula piedato dal giudice sportivo per una gara, mentre ritorna Palazzolo che ha scontato il turno. Ed ora la parola al mister Favarin. Mister Giancarlo Favarin, la vittoria di domenica sul campo del Pompei cosa vi ha lasciato dentro, nella testa, sulle gambe? Ma è stata sicuramente una vittoria importante che ha premiato un po' anche tutto il lavoro e il sacrificio che stanno facendo questi ragazzi. Era una vittoria che aspettavamo perché nelle ultime prestazioni erano state positive, il risultato un pochino meno. Domenica è arrivato tutto, è arrivato prestazione, è arrivato risultato e adesso insomma non è che abbiamo risolto tutti i problemi, diciamo che abbiamo preso questa piccola medicina per cercare di affrontare il resto del campionato nel migliore dei modi. Adesso la sfida contro il Castrum Favara, un derby molto sentito ad Agrigento, partita che mette in palio punti molto importanti, posta in palio altissima, soprattutto per l'Akragas. Assolutamente per noi. Il Castrum Favara sta facendo un campionato, penso, anche inaspettato per loro. È una squadra che comunque sia a 24 punti, quindi diciamo che da parte sua c'è sicuramente un pochino più di tranquillità, certamente che della nostra. Però è una squadra che ha valori, è una squadra che ha una sua identità, una squadra che è difficile da affrontare. Noi sappiamo di questa difficoltà che possiamo trovare domenica e la stiamo preparando al meglio. È chiaro che dobbiamo continuare a fare il risultato perché insomma fermarsi adesso sarebbe un peccato. Il signor Francesco Polizzotto di Palermo è l'arbitro invece designato per questo derby interprovinciale tra Akragas e Castrum Favara. Verrà assistito da 2 giudici di linea calabri, Raffaele Trapasso di Vibo Valencia ed Antonio Plutino di Lamezia Termine. Il signor Polizzotto ha arbitrato in passato nel torneo d'eccellenza la compagine dei Templi. L'ultima volta è stato nella stagione 2021-22 fuori casa contro l'allora Dolce Onorio Marsala, gara che terminò con un nulla di fatto, 0-0. Ma vediamo quali sono le altre gare in programma. Città di Aciriale Ragusa, Enna Novegea Virtus, Licata Scafatese, Paternò San Cataldese, Regina Città di Sant'Agata, Sambiase Pompei, Siracusa Nissa, Vibonese Locri. E termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito in questa giornata particolare dedicata all'avvio di Agrigento, capitale italiana della cultura. Noi vi ringraziamo dunque per averci seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, vi ricordiamo che il nostro telegiornale è visibile sul 268 in tutta Italia, sul 93 alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino e ancora su internet ovunque voi siate nella TV in diretta in streaming. Grazie per averci seguito, a tutti buon weekend.